Processo Veneto Banca e il suo trasferimento a Treviso, la rabbia di soci e risparmiatori, la paura della prescrizione, ma tra i legali delle parti civili c'è anche chi è più ottimista sull'esito del procedimento. Broker di Portoguaro prometteva investimenti con interesse anche al 10% al mese, centinaia di risparmiatori beffati e pronta una class action, indaga anche la finanza. Getta acido contro una passante, cinquantenne a Gordino ricoverato in psichiatria, è caduto martedì sera a Belluno, per fortuna la donna ha riportato solo lievi lesioni. Fu trovato annegato nel Padovano, la tragedia fu archiviata come suicidio, ma il 17enne Nicola Tincani sarebbe stato rapinato prima della morte e il caso potrebbe riaprirsi con ipotesi più inquietanti. Bullismo, ai nostri microfoni la testimonianza shock di due adolescenti trevigiane che raccontano le offese e le botte prese da compagni di classe prepotenti. Alle vittime diciamo: chiedete aiuto agli adulti. Un agente della questura di Vicenza è stato denunciato per essersi finto malato mentre si occupava di altre attività con la compiacenza di un medico, anch'egli indagato. Nella Marca, nelle scuole fornite da Sarno, è in corso la campagna per il recupero dell'olio vegetale esausto, un modo per salvaguardare l'ecosistema e sostenere i progetti sociali della Fondazione di Comunità. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che torna a occuparsi del crack Veneto Banca. Come sapete, da giorni ormai dibattito aperto sulla notizia del trasferimento del procedimento a carico di 11 imputati, tra cui i nomi più importanti della gestione di Veneto Banca, a Treviso, da Roma a Treviso, con il rischio conclamato di prescrizione. Abbiamo raccontato ieri della parole del procuratore di Treviso Dalla Costa, che chiederà rinforzi ovviamente al Ministero. Molti gli scenari, appunto si parla appunto di un rischio prescrizione, ma c'è anche chi tra gli avvocati, ad esempio delle parti civili, si dice soddisfatto che ci sia almeno la possibilità, di unificare i processi ed è meno pessimista sull'esito negativo sulla prescrizione. Sentiamo. In realtà la competenza vera è del Tribunale, della Procura del Tribunale di Treviso. Un vecchio adagio dice che i panni sporchi si lavano in casa e il caso di Veneto Banca per gli avvocati che rappresentano i truffati non fa differenza, anzi, sottolinea Fadalti, potrebbe essere un'ottima decisione per unificare diversi procedimenti. È tuttora pendente in procedura per la dichiarazione dello stato di insolvenza di Veneto Banca. Se venisse dichiarato lo stato di insolvenza potrebbero emergere reati di carattere fallimentare e quindi in prospettiva una trattazione unitaria di questa vicenda unitamente a quella già sviluppatasi a Roma è sicuramente positiva. Come dire che Vincenzo Console e gli altri nomi eccellenti potrebbero rispondere davanti allo stesso tribunale per i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, ma anche di bancarotta fraudolenta, con risparmi di tempo e per i ricorrenti anche di denaro. E proprio sui tempi l'avvocato non crede che lo spostamento della capitale a Treviso significhi maggiore possibilità di prescrizione dei processi per scadenza dei termini. C'è sicuramente un rischio di prescrizione per i fatti più vecchi. Questo perché i reati di aggiotaggio si prescrivono in un termine massimo di 7 anni e mezzo, l'ostacolo all'attività dell'autorità di vigilanza in un termine massimo di 10 anni. È anche vero però che vi sono, per la seconda ipotesi, contestazioni che arrivano fino all'anno 2015 e per la prima contestazioni che arrivano fino all'anno 2013, quindi tempo per fare quantomeno un grado di processo c'è sicuramente. Bene, infine, secondo Fadalti, che la Procura di Treviso chieda rinforzi al Ministero, ma attenti a non usare questa condizione come scusa per allungare i tempi dell'inchiesta. Ricordo che la Procura della Repubblica di Treviso nel prossimo mese di maggio, con l'arrivo di 2 nuovi sostituti, sarà a ranghi completi e ci sono, per quello che io ho potuto valutare personalmente, tra i sostituti diciamo più giovani, quelli che sono arrivati più recentemente, delle persone che sono assolutamente capaci e qualificate per supportare l'esperienza del dottor De Bortoli. Io penso che la struttura per fare un buon lavoro in procura ci sia tutta. Questa visione ottimistica dunque dell'avvocato Fadalti, e poi però c'è comunque la paura, e lo sottolineava lo stesso Fadalti, che il rischio prescrizione c'è, e questo ovviamente porta alla rabbia dei tanti risparmiatori che guardano con sempre maggiore allora fiducia alla ipotesi del fondo per essere ristorati. Ieri è tornato a parlare uno di coloro che seguono da tempo i risparmiatori, Don Enrico Torta. Le sue sono state parole ancora una volta sempre molto forti. Sentiamo.
Il governo che è scritto nella Costituzione che doveva difendere i risparmi dei cittadini purtroppo è rimasto latitante, perché sappiamo che ci sono aspetti mafiosi in giro di sostegno attraverso i vari poteri. L'intervento a gamba tesa e senza mezze misure del parroco veneziano dopo la notizia dell'incompetenza territoriale della Procura di Roma in merito al crack Veneto Banca. Guardi, siamo in ritardo di 3 anni. A 3 anni dalle perquisizioni che videro l'avvio dell'inchiesta romana su Veneto Banca, ora con lo spostamento del processo a Treviso si ripartirà praticamente da zero, con il rischio prescrizione in agguato. Non credo debbano accettare la prescrizione, perché è talmente grave questo fatto che credo dovranno spostare finché si riesce a capire quali sono stati i responsabili e che devono pagare. La Banca d'Italia e la Consob dovevano difendere i risparmiatori. È gravissimo nessuno abbia vigilato anche su di loro, conclude il parroco, inneggiando alla prosecuzione della lotta. Per me lo Stato dovrebbe cercare i responsabili e con delle scelte politiche risanare i debiti di questa povera gente e ridare i soldi indietro. Ancora risparmiatori sul piede di guerra, questa volta però sono i clienti, gli ex clienti o meglio di un broker di Portogruaro che aveva sede anche a Portogruaro e che prometteva investimenti d'oro che poi evidentemente non si sono realizzati, anzi. Ci racconta questa vicenda Tommaso Stoppa in diretta telefonica. Tommaso. Sì, buongiorno da Portogruaro, una vicenda dai contorni ancora oscuri ma che andrà chiarita e che però sicuramente non è stata piacevole per decine di investitori del porto gruarese che si sono visti completamente scomparire i propri risparmi affidati alla Venice Forex Investment, una società specializzata nel cambio di valute estere che ha sede a Londra. Questa società garantiva nei mesi scorsi rendimenti strepitosi, rendimenti del 10% al mese su diverse somme che sono state versate da alcuni investitori e che poi hanno effettivamente restituito questi investimenti. Questa vicenda ha suscitato un passaparola tra altri potenziali interessati a investire in questo modo e purtroppo a questi secondi, come avviene spesso in questo tipo di situazioni e di schemi piramidali, hanno investito a loro volta, ma non solo non hanno visto alcun tipo di rendimento, ma si sono visti scomparire anche il 100% del capitale. Ci sono centinaia di persone che adesso stanno pensando a una class action, c'è un gruppo segreto su Facebook di 277 membri che parla di chiedere in qualche modo un risarcimento a questa ditta e alla figura del trader portogruarese Fabio Gaiatto, che è al centro di questa storia poco edificante, e non sarà però semplice perché si parla di società che hanno sede all'estero e conti all'estero. C'è anche un'inchiesta della Guardia di Finanza che è ancora alle prime battute, vi continueremo a dare aggiornamenti su quanto avverrà. Grazie a Tommaso Stoppa. Apriamo la pagina della cronaca adesso a Padova con un caso di suicidio, almeno questo era quanto si credeva. Si era accertato 4 anni fa per la tragica morte di Nicola Tincani. Si è scoperto però, ultime novità, che il ragazzo sarebbe stato rapinato prima della morte e quindi il caso si riapre. La notte del 23 febbraio del 2014 il 17enne Nicola Tincani, dopo una serata con gli amici, non ha fatto ritorno a casa. Inizialmente era stato ipotizzato che il giovane si fosse tolto la vita. Ora però una versione raccolta dai carabinieri a inizio anno permetterebbe di scrivere una nuova pagina su quello che era sembrato un suicidio. Nicola aveva trascorso la serata in compagnia degli amici al Crash Pub di via Caoddo a Monselice, ma non aveva fatto ritorno a casa. La mattina del 25 febbraio i vigili del fuoco hanno trovato il corpo, che è stato ripescato a 3 metri di profondità.
Il telefono cellulare aveva dato l'ultimo segnale attorno alle 2 di notte, ma non è mai stato trovato neppure il suo portafoglio, un dettaglio mai sottovalutato dalle forze dell'ordine e dal PM padovano, che ha fatto ascoltare a sommarie informazioni alcuni amici di Nicola. Dopo quelle dichiarazioni è spuntata la nuova ipotesi investigativa. Nicola potrebbe essere morto dopo essere stato rapinato. Al momento il fascicolo in procura è privo di sospettati. Ed ora i momenti da incubo vissuti da una donna in centro a Belluno, quando un cinquantenne, uno sconosciuto, le ha tirato addosso, le ha gettato addosso dell'acido. Solo per un miracolo la donna ha riportato lievi ferite. Si aggirava per le strade del centro di Belluno con in mano una bottiglia contenente un liquido urticante, probabilmente acido muriatico, e quando una donna gli è passata accanto gliel'ha gettato addosso, colpendo gli abiti ma anche con alcuni schizzi volto e mani. Poi ha finito di svuotare la bottiglia contro la vetrina di un negozio. Autore del gesto la sera di martedì un sessantenne a Gordino, vittima una donna di 47 anni. I due non si conoscevano. La signora è stata medicata all'ospedale, fortunatamente ha riportato solo lesioni molto lievi. L'uomo, bloccato dalla polizia intervenuta poco dopo sul posto, è stato portato all'ospedale e ricoverato in psichiatria. L'8 marzo scorso lo stesso cinquantenne aveva minacciato una donna con un coltello nel parcheggio di Lambioi. Del caso è stata informata la procura di Belluno. La piaga del bullismo a scuola resta sempre aperta e sempre purtroppo più diffusa, nonostante la sensibilizzazione anche a scuola. Sentite il racconto di due ragazze ai nostri microfoni. Mi hanno sempre insultata pesantemente con le parole, mi hanno trattata come schiavetta, sono stata anche picchiata più di una volta e già dall'asilo che... Quando sono andata prima superiore ho cominciato a tirare fuori un po' il mio carattere grazie alle mie amiche. Ha vissuto per anni nel terrore senza reagire, ma quanto le è accaduto oggi l'ha resa più forte. Accanto a lei un'amica, due storie, scuole diverse, luoghi diversi, ma lo stesso dolore, il medesimo senso di impotenza. Le due giovani hanno avuto il coraggio di raccontare ai nostri microfoni di essere state vittime di bullismo. Un fenomeno in continua crescita, soprattutto nelle scuole primarie. La giovane ci parla della paura di raccontare quanto stava subendo. Per paura, io avevo sempre paura che se magari dicevo qualcosa a mia mamma oppure alla maestra, il giorno dopo me ne prendevo il doppio. Quindi sì, è più che altro quello che frena è paura. Anche questa ragazza che ha finito la scuola di parrucchiere a Feltre è stata vittima di bullismo. 3 anni, ci racconta di calvario. Me lo sono tenuta dentro per 3 anni e poi finché un giorno sono scoppiata completamente, però la scuola non mi ha aiutato perché dava ancora la colpa alla mia famiglia per il fatto che ero insicura e cose del genere, però dopo un po' ti fai il guscio perché adesso veramente nessuno mi mette i piedi in testa. Poi l'appello a chi sta subendo le stesse angherie: non tenetevelo dentro, parlatene con qualcuno. Cercare di dirlo ai genitori perché anch'io pensavo non avrebbero fatto niente, però ti sono più vicini così, altrimenti comunque ci sono persone online che provano le tue stesse cose, quindi riesci un po' a aggrapparti a questo. Dirlo ai maestri, ai professori, se c'è qualcosa senza aver paura, perché sono là per aiutarti, quindi chiedere aiuto a loro. Un agente della questura di Vicenza è stato denunciato per essersi finto malato mentre si occupava in realtà di altre attività. Tutto questo ovviamente con la compiacenza di un medico, anch'egli indagato. L'indagine è stata svolta dalla stessa squadra mobile della questura berica, anche a tutela ovviamente dell'impegno e della onorabilità degli appartenenti alla Polizia di Stato della provincia di Vicenza. Parliamo di redditi adesso, parliamo di soldi, perché Veneto e Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni IRPEF del 2017 riferite ai redditi dell'anno precedente, risultano, diciamo così, le Cenerentole del Nord Italia. Le due regioni infatti si piazzano all'8° e al 9° posto nella classifica dei redditi medi, in pratica le ultime del Nord Italia. La classifica nazionale vede in prima posizione la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Lazio. Il Veneto, come detto, si piazza all'8° posto, il Friuli al 9°, sorpassati da Trentino Alto Adige e Piemonte.
Come dicevamo, nel nord-est si piazza al quinto posto il Trentino con un reddito complessivo medio di 22.410 euro all'anno, un reddito imponibile medio di 21.337. In Veneto invece il reddito medio, secondo questa statistica, è di 21.994 euro all'anno, un reddito imponibile di 21.054 euro. Tra le province venete, la prima Padova, seguita da Vicenza, Treviso, Venezia, Verona e Belluno. Ultimo, fanalino di coda, Rovigo con 18.381 euro di reddito medio. A proposito di fisco, un giro di fatture false per frodare il fisco, c'è stato un arresto, ci sono 41 indagati in un'operazione chiamata Dragone dalla Guardia di Finanza di Treviso. Il meccanismo è quello già riscontrato decine di altre volte, fatture false per operazioni inesistenti, grazie alle quali veniva frodato l'erario. Questa volta nel mirino della Guardia di Finanza di Treviso è finito un imprenditore cinese arrestato dalle Fiamme Gialle ed altre 41 persone indagate a vario titolo dopo una verifica fiscale che si è svolta tra Veneto, Lombardia e Toscana. 3 milioni di euro complessivamente l'ammontare delle fatture per un'evasione dell'IVA di oltre $500 milioni. Dalle indagini dell'operazione denominata Dragone è emerso che le fatture erano state emesse tra il 2013 e il 2016 da 42 imprese, tutte riconducibili a cinesi ed ufficialmente operanti nel settore del commercio di abbigliamento. In realtà queste imprese di fatto esistevano solo sulla carta, non c'erano dipendenti, non c'era una sede, gli amministratori vivevano in regioni diverse rispetto a quella dove avrebbe dovuto aver sede l'azienda e in realtà lavoravano come camerieri in ristoranti cinesi. Complessivamente è stato disposto il sequestro di beni e denaro per oltre 1.200.000 euro. Torniamo alla cronaca di un ferito, il bilancio di un rogo divampato nella tarda serata di ieri a Mestrino, nel Padovano. Le fiamme divampano pochi minuti dopo le 19 nel capannone di Lissaro di Mestrino. Ad andare a fuoco un capannone adibito a officina e un deposito di allestimenti per sagre, in cui erano ricoverati anche dei mezzi agricoli. La colonna di fumo, visibile a decine di chilometri di distanza, ha destato non poca preoccupazione. Uno dei proprietari, prima ancora dell'arrivo delle squadre di soccorsi, ha tentato di mettere in salvo una parte delle attrezzature, rimanendo ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Padova e Vicenza e dei distaccamenti di Abano e Cittadella con 7 automezzi antincendio, tra cui 3 autobotti e un'autoscala. I 23 vigili del fuoco sono riusciti dopo qualche ora a circoscrivere le fiamme, evitando che le lingue di fuoco potessero intaccare l'abitazione e il deposito adibito a officina. Ad andare distrutto l'intero capannone di 300 metri quadri che in parte è crollato. Le operazioni di completo spegnimento dei focolai e di messa in sicurezza dell'area sono completate poco prima delle 4 della notte scorsa. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo delle Olimpiadi invernali 2026 con un ostacolo sulla strada delle Dolomiti con il Veneto capofila della candidatura assieme alle province di Trento e Bolzano. Perché sappiamo che le altre candidate italiane sono Torino e Milano. La novità delle ultime ore è che il CIO, cioè il Comitato Olimpico Internazionale, avrebbe comunicato al CONI e al suo presidente Malagò di non voler prendere in considerazione località che hanno già ospitato i giochi in passato, e Cortina li ospitò nel 1956. Con questo criterio verrebbe eliminata quindi anche Torino, che lo ospitò nel 2006, quindi la grande favorita potrebbe essere Milano come candidatura italiana. Su Cortina peserebbe anche il ritardo nei preparativi dei mondiali di sci del 2021. Di certo il Veneto non pare comunque intenzionato a mollare la sfida così, e quindi preannuncia battaglia, come sappiamo. La decisione per l'assegnazione dei giochi avverrà nel 2019, c'è ancora tempo, dentro il 31 marzo il governatore Zaia aveva annunciato di voler mandare alla CONI la richiesta ufficiale di candidatura dopo il sostegno avuto da Trento e Bolzano. Vedremo cosa accadrà. E adesso invece parliamo della
nostra iniziativa, la nostra campagna di Antena 3 per la salvaguardia delle mura di Castelfranco. Grande successo per la puntata di 20 e 10 di ieri sera, dedicata proprio alla campagna di Antena 3 a sostegno della raccolta fondi per ristrutturare le mura di Castelfranco. Già questa mattina infatti ci fa sapere l'amministrazione, 5 famiglie si sono presentate per sostenere il restauro. Vediamo allora un estratto della puntata di ieri sera con il vice sindaco della città di Castelfranco. Che cosa possiamo fare? Anche perché noi abbiamo messo in campo Antena 3, la nostra forza, per aiutare la storia delle mura, per recuperare mattone dopo mattone. Abbiamo detto 3 milioni 750.000, sì. Aiutiamo le mura. Sembra quasi un gioco, ma è la verità, perché è stato inventariato il castello proprio intorno al 1835, quando di fatto l'impero lombardo-veneto pensava di smantellare il castello. Raccolta fondi attraverso l'Art Bonus e che dà la possibilità a chi vuole naturalmente investire sul restauro di opere monumentali come il nostro castello di avere anche degli sgravi fiscali. Però è evidente che vuoi per il clima economico, finanziario che stiamo vivendo da qualche anno di crisi eccetera, sia per quanto riguarda le banche che una volta magari si prestavano a questo tipo di servizio alla comunità, vuoi anche per le aziende, non è tanto facile poi reperire fondi. E allora abbiamo pensato, diciamo così, a questo appello, allargarlo alla cosiddetta massa, e cioè alla popolazione tutta, per mantenere l'identità di Castelfranco, perché il Castelfranco senza il castello o con il castello in condizioni precarie sicuramente ci fa perdere un po' di identità nostra territoriale. E poi, se vogliamo vederla anche così in maniera un po' più moderna, come dicevo, utilizzando questo monumento storico ai fini turistici, credo che potremmo sicuramente avere un tornaconto anche per l'economia della stessa città. Questo dunque le parole del vice sindaco di Castelfranco. Rivediamo allora i nostri riferimenti anche per la raccolta dei fondi. Lo adotta le mura di Castelfranco, un progetto per la storia. La causale che leggete, Soldiamo le mura di Castelfranco, e quello è l'IBAN per donare quello che vorrete per salvare le mura di Castelfranco, per il loro restauro. Un appello dunque, come avete sentito anche dalle parole, aperto a tutti i trevigiani, perché le mura di Castelfranco sono dei trevigiani, ma diciamo di più, sono dei veneti, quindi è un appello allargato veramente a tutti. Adesso a Padova per parlare di lavoro e migranti, con un importante protocollo firmato ieri. Lavori socialmente utili, 4 profughi su 5 scelgono le attività di volontariato. Pian piano anche Padova capoluogo, dopo una decina di comuni della provincia, dopo Vicenza e Treviso, firma il protocollo d'intesa con la prefettura. 41 migranti, uomini e donne, dalle 16 cooperative della città hanno volontariamente accettato di svolgere pulizia di giardini, strade, bagni pubblici, di manutentare il verde, le scuole e i cimiteri. Un passo che va nella direzione di una migliore integrazione dei soggetti che sono sul territorio, ed è importante che lo faccia il comune capoluogo, lo faccia Padova insieme ai molti comuni della provincia che già hanno sottoscritto. 12 ore alla settimana per 3 mesi, poi la sperimentazione potrebbe arrivare ad essere una prassi e allora altri migranti potranno partecipare, perché appunto la disponibilità ai lavori è stata dell'80%. L'adesione da parte dei clienti asilo è buona, soprattutto laddove queste persone capiscono che in questo modo riescono ad avere una sorta di riconoscimento identitario, perché stanno facendo qualcosa per il tessuto sociale dove si stanno inserendo. Oltre ad essere l'occasione per costruirsi una rete di contatti esterna, il sindaco ha sottolineato proprio la funzione sociale dell'accordo. Ad oggi i richiedenti asilo in città sono tra i 5 e i 600, 2300 in tutta la provincia, numeri in diminuzione al momento, Bagnoli compresa. Gli sbarchi ci sono, ma ovviamente in misura molto più contenuta, e quindi la distribuzione che il Ministero fa per tutte le regioni anche sul Veneto è molto più contenuta. Torniamo nella Marca. Nelle scuole fornite da Savno è in corso una importante campagna per l'educazione ambientale.
Stiamo per mettere l'olio dentro questa cisterna perché verrà portato in dei magazzini che lo trasformeranno in biodiesel. Eccoli i ragazzi della scuola primaria Giovanni XXIII di San Fiol, mentre sversano le bottiglie di olio che hanno portato da casa per l'iniziativa Raccogli l'olio e doni un tesoro. A scuola hanno imparato che l'olio non va buttato nello scarico del lavandino, i danni alla natura sono irreparabili. L'olio sulla superficie dell'acqua impedisce l'ossigenazione e il passaggio dei raggi solari, causando la morte di piante e animali. 1 litro può inquinare almeno 1000 metri quadrati del mare. In media ogni italiano produce dai 4 ai 5 kg di olio esausto all'anno. Nei comuni a gestione Savno nel 2017 ne sono stati raccolti poco meno di 1 chilogrammo abitante, il che significa che circa 4 kg di olio vengono dispersi. Dove? Principalmente negli scarichi di casa. Per questo è fortemente necessario favorire un cambiamento decisivo delle abitudini delle famiglie e grazie a questo progetto nelle scuole i ragazzi potranno cambiare questi atteggiamenti scorretti. Tutto quello che abbiamo raccolto a casa, l'olio delle fritture, del tonno, delle verdure, delle scatole, adesso lo versiamo nel bidone. Con l'olio rigenerato si avranno delle risorse che potrebbero ritornare nelle casse dei comuni o essere impiegate in progetti sociali a sostegno della collettività. I fondi vengono dati alla Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus che si occupa dell'inserimento lavorativo di alcune persone disagiate e anche di supporto a persone con disagio psichico. La raccolta viene effettuata anche in strada, tramite apposite cisterne collocate in punti strategici del territorio comunale o presso tutti gli ecocentri del bacino. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento ore 13 fra pochissimo, argomento importante, oggi è giovedì, è il giorno della CGIL risponde, parliamo di immigrazione e ricongiungimento familiare, ne parliamo con Nicola Talmi, con Stefania Zazzeron e con Diaye Abdoulaye. Questa sera invece 20:10 torna la politica in primo piano con Massimiliano Barison, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e Simone Scarabella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Peggiora il tempo sulle nostre regioni con piogge un po' ovunque. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 29 marzo. Sul Veneto tempo molto instabile sin dal mattino, con molte nubi e con piogge diffuse un po' su tutti i settori e anche con locali temporali anche di moderata intensità. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, massime in aumento comprese invece tra 10 e 14 gradi circa. Condizioni di tempo molto perturbato anche sul Friuli Venezia Giulia, cielo molto nuvoloso con precipitazioni un po' ovunque anche di moderata intensità. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime comprese tra 11 e 14 gradi. Il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, piogge diffuse un po' su tutti i settori sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime comprese invece tra i 14 e i 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.